Bene raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, Gran Premio d'Austria, secondo posto come avete visto dalle qualifiche nell'altro video. Vai Fioi! Voglio vincere, Bandiera gialla. Tanto siamo già terzi, poi abbiamo perso. Coulthard colpito da Barrichello. Grandissimo, Coulthard è fuori. Frentzen si è ritirato. E adesso tocca a noi. E adesso voglio vincere. Abbiamo ancora McLaren che è fuori gioco, purtroppo anche Rubinho. Incidente tra Coulthard e Rubinho. E adesso voliamo ragazzi. Qua in Austria c'è il passo per vincere, abbiamo il passo. Abbiamo trovato veramente il setup meraviglioso, il tipico setup comundiano. Stiamo attenti ai cordoli che sono non insidiosi di più. E ce ne stiamo andando più. Se non ho guasti. Quindi Coulthard tenta di andare ai box. Anche Barrett tenta di andare ai box. Zonta perde tutto. Non andare sull'erba. Coulthard e Barrichello va nei box. Dai, come spinge a fondo. C'è bisogno di una prestazione devastante. C'è bisogno della tipica prestazione comundiana. Dai ragazzi, su. 7-8 decimi di vantaggio praticamente. Mamma mia, quanti incidenti, ragazzi. No! Brutto errore qua di Veneziano. Buono, buono. Buono, raga. Buono, raga. Hakkinen chiaramente sfrutta una potenza superiore alla nostra. Tanti box adesso vanno. Damon Hill ha perso. Mamma mia. Sta succedendo realmente di tutto. Sta succedendo di tutto alla Uno Ring. Gara che ho sempre amato. Buono, buono. No! Hakkinen ce la fa. Hakkinen supera Veneziano. Brutto errore, Hakkinen ha approfittato. Non va bene Beppe. Maledetto mica. Questo è un gran sorpasso però di Veneziano. Veneziano si riprende la prima posizione e silenzio. The best Kuma in the world. Dai cazzo, dobbiamo veramente... Deve essere una bolgia, cazzo, una bolgia. Una bolgia, se vinciamo veramente sarà una vittoria pulita questa, no come a Monte Carlo, un po' beffarda, che non avevo ancora i danni. Solo che manca ancora tanto, manca ancora tanto. Quanti che vanno ai box presto? Io tenterò di fare una sosta, ci proverò ragazzi. Il Kuma ci prova.
Buono, altro giro completato. Hakkinen è veramente vicino però, eh. Sei primo. Hakkinen è secondo, proprio dietro a te. Già doppiaggi, mamma mia, le Minardi, mamma mia. Che scandalo ste Minardi. Poveri Minardi. Fammi passare, gene del cazzo. Ok. Dai, devo cercare di arrivare fino all'11° giro. Così da fare una sosta solo e avere tantissime chance di vincere sta fottutissima gara. Concentration, please. Concentration. Mamma mia, Fioi. Se vinciamo questa ci rilanciamo. Dei rumors vogliono Veneziano alla McLaren il prossimo anno. Staremo a vedere. Però la stagione 2000 vediamo, perché la McLaren vuole vincere anche questo titolo. Però la Ferrari promette grandi cose per il 2000. Vuole aprire un ciclo la Ferrari. Tanto c'è bagarre davanti tra due piloti che dobbiamo doppiare. Dai Fioi, dai Fioi. Andiamo a vincerla, Beppe. Andiamo a vincerla. Un secondo di vantaggio. Veramente abbiamo trovato il setup perfetto. Stiamo guidando molto molto bene. Se la macchina non ci tradisce, sarà nostra la vittoria. Adesso abbiamo una Prost. Ciao ciao vecchio. 7 decimi abbiamo. Hakkinen è secondo, proprio dietro a te. Ben fatto, hai appena ottenuto il miglior tempo in gara. Grazie vecchio, fastest lap di Veneziano, fastest lap puro. Un po' di bloccaggio, come non piace bloccare le ruote, proprio si gasa. E il veneziano ne c'è, ragazzi, il veneziano ne c'è. Dai, Kume, pompa, Kume, pompa. Il Kume deve pompare. Tra poco devo andare anche ai box. Se faccio una sosta vinco. Però non lo so, devo capire bene. Perché veramente il consumo del carburante è fondamentale comunque. Hakkinen qua ha recuperato tantissimo in questo giro, eh. Non è stato un grande giro per Veneziano. Vai. 10 giri. Ci giochiamo tutto qua, Fioi. Ci giochiamo realmente tutto. Ti prego, Stewart, non mi tradire. Stewart, non mi tradire, se no mi incazzo veramente.
Bravo Come, molto bene. Molto bene, dai che ci siamo. 1.14.6. Si vede che c'è meno carburante. Michael Schumacher ha appena ottenuto il giro più veloce. Cazzo, fastest lap di Michael. Comunque ragazzi, teoricamente riesco a tenere a fare una sola sosta. Ha problemi con le sospensioni. Ed Irvine fuori. Irvine fuori. Bene per la classifica costruttori. Problema alle sospensioni per Ed Irvine. Irvine è fuori, le sue sospensioni hanno ceduto. E questa è una bellissima notizia. Sono quelle notizie che ti fanno godere queste bette. E noi possiamo stare ancora dentro. Ce la facciamo, ce la possiamo fare. No! E Hakkinen, mamma mia, ne approfitta subito Michelone. Mica Hakkinen ne approfitta subito. Proprio di fronte a te. 6 secondi. Contro sorpasso di Veneziano. Proprio dietro a te. Sosta ai box adesso. Sosta ai box per il Kuma. La Benetton è pronta ai box. E ci sarà il Walter dei pit stop. Possiamo vincere, però possiamo vincere, porca mignotta. Dobbiamo rimanere primi con la sosta, non possiamo prendere il sorpasso adesso. Alexander Wurz sta entrando ai box. Wurz ai box. Vai Comendone, spacca tutto Come, spacca tutto. I meccanici ai box sono pronti. Ok, entriamo ai box. La Williams è pronta ai box. Ok. Schumacher è secondo, con meno di 3 secondi. Ragazzi, siamo quasi alla fine purtroppo. Dopo il valzer dei box siamo secondi, a 2 secondi da Hakkinen. E adesso cerchiamo di capire se vanno ai box gli altri. Io sono proprio al limite. Hakkinen è primo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Schumi ce l'abbiamo dietro il culo. 6 secondi. Per carità, anche il secondo posto va bene, però ci avevo fatto un po' la bocca alla vittoria. Proprio dietro a te. Non ci sono stati ritiri. Non ci sono stati più ritiri dall'ultimo di Ed Irvine. Sì. Sono importante di non andare ai box, non è finita chiaramente. Comunque dopo Schumi il vuoto, Bene. Molto molto bene. Bravo Kuma. Bravo Kuma. Ce la possiamo fare. Anzi, ce la dobbiamo fare, se no addio sogni di gloria. Hakkinen e Schumi sono andati ai box un giro dopo, quindi loro sono sicuri di farcela, purtroppo. Hakkinen è primo. Ce la dovrei fare comunque. Vantaggio. 6 secondi. Niente, Hakkinen non lo becco neanche se vuoi, però. È terzo, proprio dietro a te. Hakkinen c'ha un ritmo, nel secondo stint Hakkinen ha massacrato fuori tutto. Sì. Veramente un super mica. C'è poco da fare da McLaren, le frecce d'argento sono devastanti le McLaren Mercedes. Anche se le frecce d'argento in realtà sono le Mercedes, punto. Dai fiori, dai.
Dai, a Schumi stiamo guadagnando bene adesso. Alexander Wurz sta entrando ai box. Dai, a che ne vai box? Ritirati, porco di un finlandese. Ah, Dio mio, i coglioni, non ce la faccio, no? Hakkinen è il primo. No. Di vantaggio. 6 secondo. Schumacher C'ho un giro ancora. proprio dietro a te. Devo andare ai box, pazzesco. Pazzesco, perdo forse anche il podio. Ok, riferirò ai meccanici. Mi sono deconcentrato. Ok, riferirò ai meccanici le tue istruzioni. Ma porca puttana. Adesso devo andare ai box per un giro. Stavolta non sono riuscito. Ma adesso non ho depresso di più, ma vaffanculo. Perdo sicuramente il secondo e terzo posto. Non ce la faccio per pochissimo, ma vaffanculo, va. I meccanici ai box sono pronti. Pazzesco, Mika Hakkinen ha appena ottenuto il giro più veloce della gara. Schumacher Come perdere un podio? proprio di fronte. Ralph 14 secondi. Sì, perdo anche il podio. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Ma stai zitto, va. Schumacher è quarto, con circa 20 secondi. di Incredibile, vantaggio. incredibile. Incredibile. Quarti. Perdiamo il podio così. Abbiamo perso un podio incredibile ancora una volta. Non mi ricordo l'altra gara adesso, ma è pazzesco. Pazzesco. Veneziano scuote il capo, veramente incredibile quel che è successo. È pronta ai box. Anche altre macchine non ce l'hanno fatta, altre monoposto non sono riuscite a fare una sosta. Chi ce l'ha fatta, beato lui. 4 secondi non ce la faccio in mezzo giro. Giancarlo Fisichella entra ai box. Vittoria per Hakkinen. Ha vinto la gara. Complimenti, Schumi secondo. Michael Schumacher ha concluso secondo. Dovevamo essere noi secondi, ma va bene. Quarto posto molto amaro. Schumacher ha terminato in terza posizione. Saluta comunque la scuderia e i tecnici. È arrivato quarto. Vediamo la classifica, ragazzi. Siamo a 23 punti, quarto posto. Anche Ralph si sta avvicinando. Vediamo costruttori. Dai, sempre secondi, qua va bene. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Prossima gara, Germania. Ciao!